I comuni della provincia di Nuoro, che a partire dal 27 gennaio saranno interessati dalle restrizioni idriche a giorni alterni, non saranno lasciati soli. Anche la provincia di Nuoro, per voce dell'amministratore straordinario Giuseppe Ciccolini, pur non avendo competenze specifiche sulla gestione idrica, garantisce la sinergia con gli enti gestori dell'acqua e con le istituzioni locali per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, a partire dal primo incontro di un tavolo permanente fissato in tempi non sospetti. Già nel mese di dicembre, prima dell'arrivo di questa emergenza un po' inaspettata per tutti, avevo chiesto a Banoa ed Egas di istituire presso la provincia un osservatorio permanente sull'acqua per poter monitorare gli interventi strategici e capire quali sono le criticità nel territorio. Domani quindi ci riuniremo, invertendo l'ordine del giorno naturalmente, perché di fatto ci occuperemo principalmente dell'emergenza, quindi nel pomeriggio l'incontro con gli amministratori che era già stato organizzato da Banoa e durante la mattinata le associazioni di categoria, perché oltre che le famiglie e i cittadini, naturalmente le imprese saranno quelle tra le più esposte a eventuali chiusure. Ma c'è un'altra criticità per la quale la provincia di Nuoro si sta attivando rapidamente, quella dell'apertura delle scuole superiori. Quelle di Nuoro, oltre agli studenti locali, portano ogni mattina in città migliaia di ragazzi dei paesi del circondario. Già da questo fine settimana abbiamo avviato il monitoraggio delle criticità presenti nelle scuole e oggi faremo la delibera per attivare le procedure d'urgenza con l'applicazione della legge 28 dell'85 che ci permette di intervenire con gli strumenti della somma urgenza per dotare tutte le scuole dei serbatoi sufficienti per garantire la continuità nelle scuole.